Prezzi del grano quasi dimezzati rispetto a un anno fa e crisi per i produttori che annunciano lo sciopero della prossima semina. La Confederazione Italiana Agricoltori ha promosso una mobilitazione su tutto il territorio nazionale. In Veneto l'appuntamento è stato a Mira presso l'azienda agricola Loris Fabbri. Sono 80.000 gli ettari regionali coltivati a grano, di questi 16.000 a grano duro, con buone rese produttive ma con quotazioni delle borse merci molto basse. Quotano in grano attualmente a 14 euro a quintale, con una perdita del 20% sull'annata precedente, anche frutto di un aumento della produzione del 10%, però chiaramente c'è uno scompenso di un 10% di perdita assoluta. Tra i fattori che hanno determinato questo crollo dei prezzi c'è anche l'importazione di grano duro dall'estero proprio nel periodo della trebbiatura. Ci sembra opportuno preparare le aziende a concludere degli accordi pre-semina al fine di riuscire a collocare al giusto prezzo il grano prodotto per la campagna successiva. Il paradosso resta il divario tra il prezzo della materia prima e quello ad esempio del pane e della pasta. Ma il governo sinceramente può fare molto, è che purtroppo si torna a parlare di regole eccetera senza riuscire dopo effettivamente a giungere a concretezza. Noi che siamo dei produttori la concretezza la vogliamo palpabile e è per questo che riteniamo opportuno ribadire sui contratti pre-semina. Negli ultimi 20 anni, se facciamo un percorso a ritroso, vediamo che 25-30 anni fa il grano veniva pagato ai nostri agricoltori, cioè ai nostri genitori e ai nostri nonni, 30.000 lire. Oggi produciamo qualità, ci siamo evoluti, ma in realtà il nostro prodotto ce lo pagano 14,50 euro. La proposta della CIE è quella di bloccare l'import per 2-3 settimane per permettere lo stoccaggio del grano prodotto e svuotare i silos. Tutto questo nell'attesa che le azioni annunciate dal governo la scorsa settimana vengano messe in campo.